Ma è vero che c'è stata una telefonata tra lei e Salvini? Sì, ci siamo sentiti. Dal Veneto alla Lombardia, via cellulare per chiarirsi. In casa Lega sono le complicate settimane dei ribelli attenzionati da via Bellerio e il più illustre di tutti è certamente l'europarlamentare Darè, che ha chiamato il segretario federale per smentire, almeno dal suo punto di vista, la notizia di una riunione carbonara tra i leghisti vicini all'espulsione da Pettenà a Bano. Allora ho chiamato Salvini, dove gli ho chiaramente detto: guarda, leggo sul giornale questa notizia, Non è ti vero posso niente. confermare che io sabato sono a sciare. Resta in piedi però quel procedimento a suo carico per l'esternazione degli ultimi mesi, su tutto l'aver definito di insostenibile ambiguità la politica di Salvini sui vaccini, parole sulle quali Darè non torna indietro. Confermo Conferma. che la confermo in pieno. Cioè che la Lega ha avuto, o Salvini, No, esatto, una direzione così un po'... sulla pandemia non avevamo la stessa linea politica, e comunque che era la linea, quella mia e quella dei governatori. Ma quella sui vaccini è solo la punta di un iceberg di critiche che Darè ha da tempo indirizzato a via Bellerio, obiezioni nettamente politiche. In un momento in cui la Lega chiaramente ha delle difficoltà, non si può, si deve vedere, cioè andare a analizzare il problema di questi focolai. Perché il problema c'è. C'è un problema, questa insofferenza, questi congressi che tardano ad arrivare, e quindi c'è questa insofferenza della base che va analizzata e magari risolta. E a proposito di congressi, per la futura guida della Lega in Veneto c'è già un nome forte sul piatto. Marcato è giusto che faccia il segretario della Liga? Il candidato? Il Lui si è segretario? candidato, ma penso che Treviso abbia delle ottime chance. Chi potrebbe essere? Ce Conte? ne sono tanti, ce ne sono tanti.